c'è un grandissimo disagio. Un disagio talmente grande che porta la persona a non gestire più in modo sano, naturale le proprie azioni. È un disagio perpetuato nel tempo, perché trattasi in questo caso di una persona che già da tempo soffriva di disturbi psichiatrici. Non a caso, ed è giusto guardare anche il contesto in cui avviene tutto questo, perché nella normalità, giustamente come hai detto tu, questo non avviene. Ci sembra impossibile. Allora andiamo a vedere un attimo il contesto. Il contesto richiama all'eccezionalità di questo avvenimento. Eccezionalità perché la persona trattasi di una donna che era in cura e in carico ai servizi sociali, quindi era seguita dal punto di vista medico, come giustamente diceva e accennava anche il parroco, con una grande fragilità umana, personale e anche di salute.